l'obiettivo, ne possiamo iniziare a parlare, è una domanda che mi aspettavo e ho pensato in questi giorni a come rispondere, perché poi quando hai fatto un secondo posto in classifica, un campionato di alto livello, parlo della regular season, come quello del Padova, è chiaro che diventa difficile rispondere, o forse molto semplice. L'obiettivo è quello di fare meglio. Fare meglio è molto chiaro quando sei arrivato secondo, poi non credo sia il momento e non sono neanche la persona che è qui oggi a fare i proclami magari li lasciamo alle altre squadre. È diretto il nuovo mister del calcio Padova, Matteo Andreoletti. Non ha dubbi, è arrivato in città con un unico obiettivo: vincere il campionato. Giovane anagraficamente, questo non è un limite, anzi la voglia di iniziare a lavorare in una squadra così blasonata lo tiene sveglio la notte, confessa. So che è una piazza esigente, so che è una piazza che comunque chiede tanto. Per quanto mi riguarda, io ho ben chiaro cosa voglio fare, ho ben chiaro in testa dove voglio arrivare. Non mi aspetto sinceramente favoritismi del caso, quindi non mi aspetto nulla, parlavo prima di scommessa, ma credo che dovrò dimostrare giorno per giorno di meritarmi di essere allenatore del Padova, che è motivo di orgoglio, ne parlavo prima, ma dovrò andare al campo tutti i giorni e svegliarmi ogni mattina con la voglia e la determinazione di dimostrare di essere degno di questa chiamata. Non rivoluzionerà il lavoro fatto in questi anni. Gran parte dello staff tecnico, infatti, è confermato. Vedere che nel Padova giocatori con la pancia piena ce ne sono pochi, forse nessuno, ma tanti giocatori che arrivano anche da esperienze in squadre diciamo meno blasonate, ma che vincere questo campionato potrebbe cambiare loro la vita, secondo me è uno degli aspetti che ha spostato di più la mia scelta, perché questo campionato, la Serie C nei vari gironi, dice non tanto che vincono secondo me le non favorite, ma che vincono le squadre che vanno a 300 all'ora, che vincono le squadre che hanno la bava alla bocca, che vincono le squadre che hanno fame. Ormai alle spalle la passata stagione con l'esonero di Torrente e il mancato rinnovo a Oddo, chiamato per traghettare la squadra nei play-off, ora si guarda al futuro. Contratto a biennale per mister Andreoletti, che ha la piena fiducia della società. Grande soddisfazione, posso dire che secondo me fra 10 anni a Padova diranno tutti l'abbiamo avuto, l'abbiamo rilanciato noi, perché lui farà una grande carriera.